Con la firma dei 15 sindaci del territorio al dossier di candidatura dei Colli Euganei come riserva della biosfera dell'UNESCO, parte l'iter per il riconoscimento, un percorso volto a valorizzare il territorio dei Colli Euganei, inserendolo nella prestigiosa lista. Un momento importante perché l'obiettivo è quello di promuovere l'idea di promuovere l'idea che lo sviluppo socio-economico è compatibile con la tutela della biodiversità e della cultura e degli habitat. Un percorso iniziato nel 2019 che però è il frutto di un lavoro che ha visto il suo inizio oltre 50 anni fa. La prima tappa è stata la legge nazionale del 1971, poi una seconda tappa, l'istituzione da parte della Regione del Parco Colli, poi la terza tappa, il varo del piano ambientale e adesso questa quarta tappa della sottoscrizione della candidatura per riserva della biosfera UNESCO, che noi ci auguriamo abbia una conclusione positiva. Il progetto UNESCO vuole valorizzare il rapporto tra uomo e natura, approfondendo ricerca e studio, un'opportunità per tutti i territori che sugli Euganei insistono. Un inizio basato sulla formazione delle nuove generazioni affinché possano capire l'importanza del connubio tra cittadino e territorio e del servizio che deve essere reciproco, non deve essere un qualche cosa che sfrutta qualcosa d'altro, ma deve essere chiaro il concetto di sostenibilità. Un lavoro che non si ferma in attesa del responso dell'UNESCO che dovrebbe arrivare nel primo semestre del 2024. Una grande opportunità perché dà la possibilità di essere vissuto in un ambiente sostenibile, un ambiente di un turismo che risponda a quelle esigenze di una valorizzazione che deve essere nel rispetto dell'ambiente. È una cosa questa che abbiamo visto estremamente sentita dai turisti e dalle persone che visitano il nostro territorio.